Aula consiliare. L'aula consiliare è il luogo dove si riunisce il Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni legislativa e regolamentare, delle funzioni di determinazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione e di controllo della sua attuazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Regione. Il Consiglio regionale è composto da 51 consiglieri, in base alla legge elettorale regionale del 2012. Prima la legge statale fissava a 60 il numero dei consiglieri. I consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale fra i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in condizioni di ineleggibilità e rimangono in carica per 5 anni. La struttura dell'aula consiliare presenta, da un lato, 3 ordini di banchi destinati, il primo al presidente del Consiglio regionale e ai componenti dell'ufficio di presidenza, 2 vicepresidenti e 2 consiglieri segretari, nonché al segretario generale del Consiglio regionale. Il secondo ed il terzo al presidente e ai componenti detti assessori della giunta regionale. Sull'altro lato si trovano disposti ad emiciclo 2 ordini di banchi destinati ai consiglieri regionali, a cui vengono assegnati posti personali per gruppo consiliare di appartenenza. Alle pareti dell'aula sono presenti 4 schermi al plasma, che vengono utilizzati durante le sedute e che servono sia per elencare i consiglieri iscritti a parlare, per intervenire sull'argomento che è oggetto di esame del Consiglio, sia per visualizzare i risultati delle votazioni. A tal fine, ogni consigliere dispone di una tastiera dotata di 4 pulsanti per le votazioni elettroniche, che consentono di esprimere il proprio voto favorevole, il voto contrario, di astenersi o di non partecipare al voto, e di un ulteriore pulsante per prenotarsi ad intervenire sull'argomento oggetto di discussione e per attivare il microfono quando gli viene data la parola. All'interno dell'aula ci sono anche posti di lavoro riservati ai funzionari con il compito di sovrintendere al regolare funzionamento del sistema elettronico di voto e di verbalizzare i lavori del Consiglio ed assistere il segretario generale ed i consiglieri, al fine di consentire il più funzionale svolgimento dei lavori. I lavori del Consiglio regionale si svolgono in seduta pubblica ed a tal fine alle persone che desiderano assistervi è destinata un'apposita sala con una vetrata che si affaccia sull'aula e nella quale sono installati televisori. Una nuova modalità di assistere ai lavori consiliari, aperta ad ogni cittadino senza bisogno di recarsi nella sede del Consiglio regionale a Venezia, è oggi assicurata dalla possibilità di collegarsi al sito internet del Consiglio regionale che dedica una apposita sezione ai lavori del Consiglio regionale, consentendo il collegamento in diretta sia audio che video. Merita ora ricordare che se il Consiglio regionale è la sede naturale di esercizio della funzione legislativa, proprio nell'aula consiliare l'esame ed approvazione dei progetti di legge da parte del Consiglio regionale trovano il loro momento di massima espressione. In effetti, l'iter di una proposta o disegno di legge presentato all'esame del Consiglio regionale si presenta come strutturato in varie fasi. La prima fase è detta dell'iniziativa. Lo statuto indica i soggetti che possono avviarla: giunta regionale, consiglieri regionali, un insieme di almeno 7.000 elettori, il Consiglio delle autonomie, gli enti locali. Questa fase si realizza nella presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale di progetti di legge, definiti disegni di legge se di iniziativa della Giunta o proposte di legge se di iniziativa di un altro soggetto, corredati da una relazione che ne illustra contenuto e finalità. La seconda fase è quella dell'istruttoria, curata dalle commissioni consiliari competenti per materia. Le commissioni consiliari hanno funzione dette referenti, in quanto esaminano e istruiscono i testi di legge, se necessario attivando una fase di consultazioni e audizioni di soggetti e categorie sociali, economiche e culturali interessate, per poter arrivare alla definizione di un testo da licenziare e sottoporre all'esame e alla deliberazione finale del Consiglio regionale. Nell'aula consiliare, durante le sedute del Consiglio regionale, convocate dal Presidente del Consiglio, sulla base di un ordine del giorno che elenca gli argomenti da trattare, si procede alla fase di deliberazione con l'illustrazione dei progetti di legge esaminati in commissione mediante una relazione da parte del consigliere a ciò incaricato
a cui segue la discussione generale, nella quale tutti i consiglieri possono chiedere di prendere parte ed intervenire. I consiglieri possono chiedere modifiche al progetto di legge, emendamenti, per poi procedere al voto su ogni singolo articolo e alla approvazione della nuova legge. Dalla 10ª legislatura, ai sensi del nuovo statuto entrato in vigore nel 2012, ha preso avvio la 4ª commissione, con funzioni di valutazione delle politiche, degli effetti della legislazione e della spesa regionale. L'ultima fase è quella cosiddetta del perfezionamento ed integrazione dell'efficacia. Il presidente della regione promulga la legge, che verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione del Veneto. Tutti avranno l'obbligo di osservarla e farla osservare.